E ancora per quest'anno riusciamo a metterci una pezza, però diventa sempre più difficile. È davvero una professione che bisogna in qualche modo alla quale bisogna dare dignità e, bisogna trovare la maniera di incentivare i ragazzi a intraprendere questa via. Diventa sempre più cronica e profonda la carenza di assistenti ai bagnanti a causa di molteplici cause, prima il Covid che aveva bloccato i corsi e dunque il rilascio dei brevetti, poi la riforma per le società nazionali che rilasciano gli stessi attestati. A questo va ad aggiungersi la crisi demografica e una professione poco attrattiva. La stagione estiva ormai alle porte, lungo il litorale veneto può dirsi salva, non certo senza le difficoltà a reperire il personale necessario a garantire la sicurezza dei turisti. Ma siam dovuti andare a pescare, oltre che nella parte, insomma, dei minorenni, fra gli studenti, molte aziende che danno il servizio in outsourcing, perché ormai i concessionari danno in appalto questo tipo di servizio, perché è veramente difficile, organizzarlo. Siamo andati a pescare all'estero, molto in Sud America, in Spagna, in Uruguay. Se in uno stabilimento mancano gli assistenti e bagnanti, la normativa è ben chiara. La gente magari utilizza comunque le attrezzature, le sdraio e i lettini, ma se non c'è la sorveglianza, quello stabilimento balneare a tutti gli effetti è chiuso. Cosa succede? Succede che se noi dovessimo aprire, perché non si può lasciare uno stabilimento chiuso il mese di giugno, ma non a pagamento. Se poi succede la disgrazia, si va a compiere un reato penale. Ai tavoli istituzionali il problema è stato affrontato e continua ad essere centrale per trovare una soluzione quanto mai urgente. Intanto, in supporto agli stabilimenti potrebbe arrivare l'intelligenza artificiale già sperimentata in diverse parti del mondo attraverso l'installazione lungo il litorale di telecamere termiche. In buona sostanza, la telecamera va a individuare un comportamento sospetto, capisce tramite l'espressione facciale o la postura che una persona è in difficoltà, manda un alert all'operatore che dalla sala di controllo allerta ovviamente il personale per le emergenze. Voglio specificare bene che non è che questa tecnologia vada a sostituire l'elemento umano,